Ciao a tutti ragazzi amanti delle due ruote e benvenuti in questo nuovo motogiro. L'itinerario di oggi per i motociclisti della zona è un po' il classico giro da fare in quei pomeriggi in cui fa caldo, non sai dove sbattere la testa, allora decidi di mettere tuta e casco e partire alla ricerca di un po' di curve e di fresco. Anche per noi quel pomeriggio è andata così. Quindi, come sempre, partiamo da Conegliano e passando per i paesini di Montanere e Osigo, in cui la strada è divertente e panoramica, ma molto stretta, ci dirigiamo verso la piana del Cansiglio. You're a feeling fine, shame about it. Moan under a bad sign with a blue moon in your eyes. So sing it now. Woke up this morning. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Woke up this morning. Oh yeah, oh yeah. This morning, the world turned upside down. Lord above, things ain't been the same since the blues walked in a town. Hey, but you one in a million, cause you got that shotgun shine. Shame about it, born under a bad sign with a blue moon in your eyes. So sing it now. Dopo aver percorso la strada del Cansiglio, anch'essa leggermente stretta e articolata, arriviamo alla piana, luogo ideale per una giornata di relax o per fare passeggiate vista la moltitudine di sentieri. Decidiamo così di andare a vedere il bus della LUM, o buco della luce in italiano. Un inghiottitoio carsico famoso non tanto per la profondità che è di 180 metri, ma dal fatto che è caratterizzato da un pozzo unico che va giù a strapiombo senza alcuna diramazione o deviazione. Ricco di storie di leggenda dalla quale deriva il suo nome. Se volete approfondire, in descrizione vi lasciamo comunque il link. Don't you wish you didn't think beyond the next paycheck and the next little thing where you do, so make up your mind to go on, cause when you woke up this morning everything you had was gone. Woke up this morning. When you woke up this morning. Questo raga, fin qua, dopo il resto, qua, questo che te vede, ramo di bellunesi, e qua vuole tutti i cunicoli che va, dopo qua si stringe, si torna a allargare. Si vede che si collega con un altro pozzo che è più avanti, non so dove, ma qua attorno 28 salmi che tirano. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo motogiro, siamo scesi ripercorrendo l'itinerario dell'andata, quindi avrete capito che è stato un giro breve da classica gita domenicale. Ah sì, piccola nota per chi magari viene da lontano ed è solo di passaggio. Una volta arrivati alla piana si può proseguire per Tambre, una strada favolosa per le moto e asfaltata anche di recente, per ricongiungersi alla strada del Fadalto che porta poi un po' in tutte le direzioni, da Belluno a Cortina, al Trentino, al Friuli Venezia Giulia. Bene, per questo video è tutto, come sempre in descrizione vi lasciamo il link dell'itinerario e delle pagine social di Motogiri. Se il video vi è piaciuto fatecelo sapere nei commenti e mettete un bel pollice in su. Per ora è tutto e alla prossima, ciao!